Agrigento, come capoluogo di provincia, conferma il primato in Sicilia per percentuale di raccolta differenziata. Il picco lo scorso febbraio è stato del 71,29%. Ciò ha già determinato una riduzione delle bollette della Tari del 16% per circa 5.000 attività produttive della città. Il prossimo anno 2020, secondo quanto prospetta l'amministrazione Firetto, si procederà ad una riduzione delle bollette della tassa sui rifiuti anche per le utenze domestiche fino al 20%. Inoltre, le verifiche nelle piattaforme di conferimento della differenziata confermano il progressivo miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati conferiti da Agrigento. La plastica ha raggiunto l'82% di prodotto pulito, l'umido il 93%, il cartone oltre il 90%. Il sindaco Lillo Firetto commenta: aver raggiunto un'altra percentuale non è l'unico elemento significativo. Quel che più conta infatti è la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Il consigliere 5 Stelle Marcella Carlisi smentisce l'amministrazione comunale, sottolineando a gamba tesa che tutto è rinviato al 2020, almeno per quanto riguarda i benefici delle attività produttive. Le bollette della Tari, scrive il consigliere pentastellato, sono arrivate perfino scadute e soprattutto senza sconto. Nonostante ciò il sindaco ha annunciato alle 5.000 utenze commerciali una riduzione del 16% con le nuove tariffe 2019. Peccato che le tariffe 2019 ancora non sono giunte per il voto in consiglio e nelle bollette inviate sono state applicate le tariffe 2018. Quindi, continua Carlisi, niente sconto, le utenze non domestiche lo potranno vedere solo con il conguaglio del prossimo anno, sempre che nel frattempo non intervengano variazioni che facciano nuovamente lievitare la bolletta. Secondo Carlisi, quindi, il sindaco dell'annuncio facile non ha perso tempo nemmeno questa occasione per vantarsi di qualcosa che ancora non esiste, la solita promessa.